13 maggio, inizia una nuova avventura a Ventotene. Era la mia prima gira di più giorni ed ero emozionato all'idea di partire per 4 giorni con i miei amici. Partimmo alle 6 di mattina, salì sul pullman. Durante il tragitto molti dei miei amici dormirono, mentre io ero preso a uno scambio reciproco di sguardi con una ragazza che mai avevo visto prima. Arrivammo a Porto e prendendo i bagagli salì sul traghetto. Durante il viaggio ascoltai musica e chiacchierando con i due miei amici persi di vista la ragazza. Arrivammo a Ventotene ed i nostri sguardi si incrociarono nuovamente. Cominciamo ad avviarci verso l'albergo e continuai a fissare la ragazza e dopo aver parlato con un mio amico di lei mi consigliò di provarci. Arrivati in hotel, pranzammo e dopo svariate visite di istruzione ci ritirammo. Una volta tornati, stetti una mezz'ora in camera sua per osservarla più da vicino e visto che non potevo stare di più, sono ritornato nella mia stanza e mi misi a dormire. La mattina ci svegliammo e andammo a fare colazione e ricominciamo con le visite guidate. Purtroppo non ho avuto occasione per parlarne. La sera dello stesso giorno la ragazza ci invitò in camera sua ed io e il mio amico accettammo. La serata durò poco poiché alle 23:30 ritornammo in stanza. L'ultima sera ero emozionato all'idea di passare 6 ore in camera sua. Durante questo tempo la conobbi meglio e la baciai. Tornando dalla gita la sentii più che altro per messaggio. Lei abitava a diversi chilometri da me e mi incamminai più volte verso casa sua in bicicletta. Lei mi piaceva, io piacevo a lei e mi ci misi insieme. Una settimana dopo conobbi un'altra ragazza che al primo sguardo mi colpì. La sera, tornato a casa, ripensai all'incontro e presi una decisione affrettata. Decisi di lasciarla. E il sabato dopo la lasciai. Pensai sempre di più alla ragazza, tant'è che una notte lei mi cercò e iniziamo a messaggiare. La cosa durò pochi giorni e verso l'8 luglio smisi di messaggiare con entrambe le ragazze.